Buonasera ai titoli con le principali notizie. Nonostante il dialogo con la Regione, a Palermo continua il presidio di agricoltori e allevatori siciliani accampati davanti a Palazzo d'Orléans. Chiedono interventi per affrontare la crisi idrica e la carenza di foraggio. Domani in cattedrale a Palermo i funerali di Angelo Onorato, l'autopsia avvalora la tesi del suicidio, ma si continua a seguire anche la pista dell'omicidio. È fuori pericolo il bimbo di 7 anni accoltellato dal padre a Cianciana al culmine di una lite familiare durante la quale ha tentato di uccidere anche la moglie e la figlia di 3 anni. Gravissimi i fratelli dello Zen, folgorati mentre rubavano cavi elettrici. Una fiammata li ha travolti e adesso lottano per salvarsi. A Messina esplode la protesta degli studenti assegnatari di borse di studio della Regione, che però non hanno visto un euro. In tanti, soprattutto stranieri, rischiano di dover tornare a casa. Il mare della Playa a Catania, sorvegliato speciale, l'allarme lanciato prelevando un campione di acqua giallastra dal canale Arci. La replica dell'ASP, acque balneabili è tutto nella norma. Calcio, Catania dal budget alle scelte, il club definisce con Pelligra le linee guida della prossima stagione, poi arriveranno gli annunci del nuovo DS e del nuovo allenatore con Faggiano e Toscano sempre in pole. Eccoci, buonasera. E dunque a Palermo continua la protesta di agricoltori e allevatori nonostante il dialogo di questo pomeriggio alla Regione. Chiedono interventi per affrontare la crisi idrica e la carenza di foraggio. Sentiamo Lorena Dolci. Non tolgono le tende nonostante il dialogo con la Regione sia aperto. Continua il presidio degli agricoltori e allevatori siciliani che si sono accampati da 2 giorni davanti a Palazzo d'Orléans, sede della Regione siciliana. Nel pomeriggio l'incontro dei vertici di Coldiretti con il governatore Schifani e il direttore del Dipartimento, che hanno raccolto il grido di aiuto del popolo delle campagne. In particolare nei prossimi giorni saranno definiti le modalità dell'invio del foraggio agli allevatori per evitare la moria del bestiame. Fra i temi affrontati anche un tavolo con tutti gli assessorati e l'affiancamento dei commissari dei consorzi di bonifica con una rappresentanza degli agricoltori, ma fino alla definizione concreta degli interventi la protesta non si ferma. Dietro la mancanza di piogge, i campi aridi, la conseguente carenza di foraggio, per Coldiretti ci sono infatti decenni di incurie e la mancanza di interventi necessari. In tanti in questi giorni hanno voluto manifestare la loro rabbia. Stress nel comparto agrumicolo, stress nella zona della provincia di Catania, che è la capitale dell'arancia rossa ed rappresenta un'eccellenza a livello nazionale e internazionale. La produzione del miele, come molte altre produzioni siciliane, sono state azzerate, quasi del tutto azzerate per causa del cambiamento climatico soprattutto. Intanto il sottosegretario al lavoro Durigon annuncia che sono pronti oltre 91 milioni di risorse del PNRR per contrastare l'emergenza idrica in Sicilia. È proprio di emergenza idrica a Bivona, siamo in provincia di Agrigento, è stato organizzato un raduno di protesta per ottenere l'assegnazione per usi irrigui delle acque della diga Castello. Hanno partecipato i sindaci e i produttori agricoli dell'area dei Monti Sicani. Davide Sardo. Agricoltori, aziende agricole, sindaci, amministratori locali, tanti cittadini si sono radunati ai piedi della diga Castello a Bivona, un tempo polmone idrico del comprensorio agricolo dell'entroterra sicano ai confini tra le province di Agrigento e Palermo, ossia Bivona, Alessandria della Rocca, Santo Stefano Quisquina, San Biagio Platani e anche Palazzo Adriano. Adesso invece agli agricoltori è vietato attingere acqua dalla diga a fini irrigui. È prioritario ed esclusivo l'uso potabile e la soluzione con la conduzione d'acqua dalla diga Gammauta è stata finora solo una falsa promessa. I raccolti sono già ridotti al meno 80% rispetto agli anni scorsi. Anche il comune di Santo Stefano Quisquina impegnato in prima linea a fianco degli agricoltori dei sicani. Oggi è una battaglia di civiltà perché le nostre aziende, il nostro comparto agricolo ha bisogno di risposte celeri, di risposte immediate.
non è il momento della campagna elettorale, è un momento di dare risposte velocissime in quanto un comparto in ginocchio e le nostre eccellenze non possono andare al macero. Siamo a fianco degli agricoltori per una battaglia di civiltà e per avere risposte immediate da parte del governo regionale. Con la mobilitazione i produttori agricoli invocano l'assegnazione per usi irrigui delle acque della diga Castello. Noi abbiamo l'esigenza di partire immediatamente con le irrigazioni, se no si perderà tutta la produzione e anche le piante della pesca di Bivona. C'è la dotazione alla diga Castello in questo momento di 9 milioni di euro, salvaguardando il potabile e salvaguardando anche il livello minimo di sicurezza della diga. Ci sono 2 milioni e mezzo a disposizione che il consorzio di bonifica potrà utilizzare per venire incontro alle esigenze degli agricoltori. Domani in cattedrale a Palermo i funerali di Angelo Onorato. Restano comunque molti misteri sulla sua morte. L'autopsia avvalora la tesi del suicidio, ma si continua a seguire la pista dell'omicidio. Luca Ciliberti. Attorno all'indagine sulla morte di Angelo Onorato c'è il massimo riservo. Ma da ieri c'è un dato che sembra certo e cristallizzato. Sul corpo dell'imprenditore trovato morto a Palermo non ci sono altri segni di violenza se non quello della fascetta attorno al collo. Nessuna colluttazione, né segni evidenti che lui stesso abbia tentato di vincolarsi per sfuggire a qualcuno o a qualcosa. L'autopsia eseguita ieri dall'Istituto di Medicina Legale del Policlinico lascia pochi dubbi. Il fascicolo aperto dalla procura però è per omicidio, ma la pista del suicidio rimane quella privilegiata dagli inquirenti. Nonostante lo scetticismo della moglie Francesca Donato e della figlia, che continuano a credere che qualcuno lo abbia ammazzato. Domani per loro sarà il giorno del dolore, alle 12 saranno celebrati i funerali in cattedrale. Gli investigatori continuano ad ascoltare parenti, amici, dipendenti e conoscenti per cercare di ricostruire gli ultimi giorni dell'imprenditore e risalire a quanti lo hanno incontrato, compreso 2 costruttori con interessi accapaci e un amico di famiglia al quale la vittima aveva chiesto di trovargli una pistola. Sono stati passati al setaccio i computer, il cellulare dell'architetto e gli affari. L'ordine del procuratore De Lucia è continuare a lavorare senza propendere per una tesi o per l'altra, anche perché se davvero Onorato si fosse stretto al collo come Cappio quella fascetta, potrebbe anche essere stato indotto a farlo e in questo caso la terza ipotesi sarebbe quella dell'istigazione al suicidio. Si attendono comunque gli esiti tossicologici che arriveranno tra 90 giorni per escludere le ipotesi della sedazione. La scientifica lavora anche sull'impronta di una mano rilevata sul tettuccio della Range Rover di Onorato e su una seconda fascetta trovata per terra uguale a quella che ha strangolato l'uomo, a fianco dello sportello posteriore dell'auto che i poliziotti hanno rinvenuto leggermente aperto al loro arrivo. Resta un giallo anche l'ultimo caffè che Onorato ha consumato nel solito bar di Viale Strasburgo con un amico misterioso. Le telecamere chiariranno meglio, così come si dovrà fare luce anche sul quarto d'ora in cui la macchina di Onorato viene ripresa in Viale Regione Siciliana. Alle 10:45 si ferma, sosta 15 minuti, poi si sposta in un punto cieco, dove verrà ritrovato cadavere alle 15. È fuori pericolo il bimbo di 7 anni accoltellato dal padre a Cianciana al culmine di una lite familiare, durante la quale ha tentato di uccidere anche la moglie e la sorella di 3 anni. Manlio Viola. Tensione, sollievo e lacrime ieri sera fra l'ospedale civico e il Di Cristina di Palermo, dove a distanza di giorni la mamma e le 2 nonne hanno riabbracciato a sorpresa il bimbo di 7 anni accoltellato dal padre in un raptus di follia a Cianciana, in provincia di Agrigento. Il piccolo è finalmente fuori pericolo dopo essersi svegliato nei giorni scorsi. Agli inquirenti ha già raccontato quello che ricorda di quel drammatico giorno, le coltellate a lui e alla sorellina di 3 anni, l'aggressione alla madre. Non sapeva che avrebbe rivisto la donna e non si aspettava che insieme a lei ci fossero entrambe le nonne, anche quella paterna. Un incontro blindato per garantire la privacy e perché anche lacrime e abbracci potessero avvenire in un clima protetto. Adesso il piccolo è stato trasferito in ospedale al Di Cristina, dove affronterà la degenza per i postumi dell'intervento chirurgico, e proprio lì ha ritrovato la mamma di origine polacca che lo aspettava, dimessa a sua volta dall'ospedale di Ribera, dove era stata ricoverata per le ferite all'addome riportate dopo che il compagno aveva tentato di ucciderla. Il padre accoltellatore Daniele Alba intanto resta in carcere, mentre a Palermo il pensiero è tutto rivolto a qualche stanza più in là, dove è ancora tenuta sotto osservazione in rianimazione la sorellina di soli 3 anni. Le sue condizioni infatti migliorano lentamente, ma non è fuori pericolo e resta sempre in prognosi riservata. Da una lite a un tentato omicidio, un colpo alla gola che per poco non costa la vita a un uomo. È successo a Palagonia, in provincia di Catania. Il luogo, la zona davanti a un bar in via Palermo. Marco Carli.
Da una lite a un tentato omicidio, un fendente alla gola che per poco non costa la vita a un uomo. È successo a Palagonia, in provincia di Catania. Il luogo, la zona davanti a un bar in via Palermo. Un 25enne a bordo della sua auto, una Fiat Bravo, si era fermato dinanzi al bar, dove dopo un breve scambio di battute con un uomo di 39 anni è cominciato il litigio, un vero e proprio scontro fisico culminato con una coltellata sferrata dal più giovane che ha colpito l'altra persona di striscio, con una ferita comunque vistosa e vicina alla vena giugulare, da cui l'evidente rischio per la vita. La persona aggredita è riuscita comunque a mettere in fuga il 25enne e ad abbandonare il luogo dell'accaduto sull'auto dell'altro che aveva ancora le chiavi inserite. Dopo qualche ora è stato curato all'ospedale di Militello. Sul fatto indagano i carabinieri di Palagonia, l'aggressore è stato denunciato per tentato omicidio, l'altro per furto aggravato e entrambi per detenzione abusiva di armi. Determinanti le immagini dell'impianto di videosorveglianza. A Palermo gravissimi i fratelli dello Zen folgorati mentre rubavano i cavi elettrici. Una fiammata li ha travolti e adesso lottano per salvarsi. Marco Gullà. Le loro condizioni sono definite gravissime. Il rame che hanno provato a rubare allo Zen potrebbe costargli la vita. Due fratelli di 19 e 21 anni del quartiere San Filippo Neri lunedì sera hanno forzato una cabina dell'Enel e quando hanno messo le mani sul quadro in tensione la scarica elettrica di 20.000 volt li ha folgorati. Una fiammata li ha travolti e adesso lottano per salvarsi. Il più grande Michele al civico con il 28% del corpo ustionato. Il minore Tommaso con quasi il 50% nel reparto di rianimazione del Policlinico. I due giovani sarebbero riusciti a forzare uno dei catenacci posti a protezione della cabina, crivellata di colpi di pistola, e avrebbero cercato di rubare i cavi così da rimuovere le guaine di plastica per poi rivendere il rame definito l'oro rosso. Una volta tranciato il cavo c'è stata però un'esplosione avvertita anche dai residenti che hanno lanciato l'allarme e contattato i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Un danno anche per i tanti residenti del quartiere Zen rimasti senza elettricità per ore a causa del guasto, prontamente poi riparato. Uno dei tanti episodi di furti di rame nel capoluogo e in provincia. A Messina adesso esplode la protesta degli studenti assegnatari di borse di studio della regione che però non hanno visto un euro. Il problema appunto è regionale ed è la mancanza di fondi che possa coprire tutte le borse in tanti, soprattutto stranieri, rischiano adesso di andare a casa. Francesco Triolo. 500 studenti solo a Messina, tra loro molti stranieri, sono idonei ad una borsa di studio ma non ci sono i soldi per finanziare il loro percorso di studi e molti temono di dover tornare a casa, alcuni in paesi dove il futuro è nebuloso. Il problema delle borse di studio dell'ERSU non pagate in tutte le università siciliane. Oggi a Messina, sotto la sede della Casa dello Studente, ha protestato un centinaio di loro. Chiedono alla Regione Sicilia di coprire tutte le borse di studio per chi ne ha diritto. Oggi facciamo anche un appello al governo regionale e nazionale che non ha stanziato abbastanza fondi per le borse di studio. Ad inizio anno Messina era una delle città dove mancavano 5.000 borse di studio. Solo con gli scorrimenti siamo arrivati a coprire gli anni successivi al primo, ma è chiaro che non è sufficiente. Abbiamo pure delle storie purtroppo di gente che è dovuta tornare anche nel corso di questi anni, perché è stata fatta una campagna di matricolazione di studenti internazionali abbastanza importante. Dopo l'ultimo scorrimento delle graduatorie di aprile si è arrivata ad una copertura del 76% degli studenti dei primi anni, ovvero il 24% degli studenti idonei alla borsa di studio non ha ancora ricevuto un euro. In molti hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, altri non hanno supporto economico dalla propria famiglia, rischiando di essere costretti ad abbandonare gli studi. Abbiamo perso la borsa di studio, per questo motivo il futuro non è molto chiaro, perché siamo molto preoccupati e sono stressati. Per questo motivo non sappiamo che dobbiamo studiare o preoccupati per il futuro, per questo motivo sono molto preoccupati. Adesso chiedono risposte chiare e tempestive sulle risorse economiche, i tempi di erogazione delle borse di studio ed investimenti in diritto allo studio ed in posti letto per studenti. L'eccesso di velocità è l'infrazione più contestata sulle autostrade siciliane, ma negli ultimi mesi aumentano le auto senza assicurazione o revisione. Al nostro TG è la top 5 della polizia stradale. Francesco Aloi.
Occhi vigili, paletta pronta. La polizia stradale ogni giorno è sul campo per garantirci sicurezza. Nel mirino ci sono gli automobilisti indisciplinati e in Sicilia sono parecchi. Lo testimoniano i numeri. Tra le 5 infrazioni più contestate c'è l'eccesso di velocità, ma molti viaggiano senza revisione, non indossando la cintura o senza assicurazione. Dalla top 5 non può mancare il cellulare alla guida. È necessario implementare negli utenti la consapevolezza che l'auto, qualora non condotta in maniera corretta, diventa un'arma. Noi dobbiamo evitare questa tipologia di comportamenti alla guida e cercare di sensibilizzare l'utenza. Sono più di 3.000 all'anno le vittime della strada in Italia, vittime di incidenti che spesso si sarebbero potuti evitare, come rispettando le regole. E già questa estate potrebbe entrare in vigore il nuovo codice della strada, con sanzioni più salate e severe. È sempre la consapevolezza dell'utente che fa la differenza e su questo stiamo lottando ogni giorno. Tornando alla classifica, tra i primi 4 mesi del 2023 e del 2024 non cambia nulla. Quello che si nota però è l'aumento delle infrazioni. Salgono soprattutto gli automobilisti senza assicurazione o revisione, mine vaganti che la polizia prima o poi intercetterà. Adesso una breve pausa, poi ci occuperemo del mare della Playa Catania, osservato speciale. Il mare della Playa Catania, osservato speciale. Un consigliere comunale porta in aula una bottiglia con del liquido giallastro prelevato dal canale Arci, la replica dell'ASP. Acque balneabili e tutto nella norma. Sentiamo Tonino De Mana. Stessa spiaggia, stesso mare e stesse polemiche, con le solite domande. Il mare della Playa è balneabile? I catanesi possono immergersi in acqua senza avere problemi di salute? La sortita del consigliere comunale Bonaccorsi, che ha portato in aula una bottiglia con un liquido giallastro e la scritta Canale Arci, ha sollevato un vivace dibattito, concluso poi con l'ennesima richiesta di far rispettare una vecchia sentenza. Ho portato la bottiglia con l'acqua fresca ieri in consiglio comunale per capire quali sono le intenzioni dell'amministrazione, ma soprattutto della Sidra, visto che c'è un'ordinanza del 2021 che obbliga la partecipata del comune a sbarrare il canale durante il periodo della stagione estiva. Di buon mattino Bonaccorsi è tornato sul posto, in mano un'altra bottiglietta. È risaputo che ci sono delle sostanze chimiche che arrivano appunto dagli scarichi della zona industriale, quindi questa non è soltanto acqua piovana, qui c'è anche ci sono resti industriali, ma l'abbiamo notato appunto qualche mese fa quando abbiamo trovato le anguille morte nel canale Arci. Per dovere di cronaca abbiamo raccolto la replica dell'ASP affidata a Rosario Giannone, responsabile del servizio di igiene pubblica. Tutti gli accertamenti che sono stati finora fatti, compreso l'ultimo fatto di una settimana fa, non hanno evidenziato sforamento dei limiti di legge per quanto riguarda le conte batteriche. Quindi è tutto nella norma? Tutto finora nella norma, sotto l'aspetto microbiologico. I catanesi possono fare il bagno tranquillamente? Finora, in base a queste analisi, sì. E dall'altra parte di Catania arriva la segnalazione della presenza di una vasta chiazza di diesel che ha invaso il porticciolo di Ognina. Si tratta del carburante normalmente usato dai pescherecci o nel settore agricolo. Gli animali acquatici che vivono in questo specchio d'acqua stanno morendo. La Capitaneria di Porto è intervenuta per aspirare in parte il combustibile. La Federazione Armatori chiede di accertare la responsabilità di questo inquinamento che costituisce appunto un reato ambientale. Un anno fa le elezioni amministrative a Catania, per il sindaco trantino è tempo di bilanci. Sentiamo Tonino De Mana. Un anno fa l'elezione a sindaco, le emozioni di Trantino. Io sto lavorando innanzitutto, noi stiamo lavorando perché la squadra mi sorregge in pieno per cercare di modificare anche la mentalità di molti catanesi che per troppi anni hanno vissuto nella indifferenza più totale di chi gli doveva semplicemente dire collabora con la città per costruire una città migliore. Questo non è stato fatto e quindi il degrado, l'incuria, questo senso di abbandono derivano anche dalla mancata partecipazione dei nostri concittadini. Si è mai pentito di aver fatto la scelta di candidarsi a sindaco? Io non conosco la resa, pertanto sono tanti i momenti in cui penso con
po' di afflizione a quel che sto vivendo. Io dico sempre che questa esperienza mi insegna il disturbo bipolare, perché alterno momenti di euforia a momenti di depressione con la velocità delle montagne russe, però ho accettato questa designazione da parte del Premier Meloni, è giusto quindi che io non mi tiri indietro e fino all'ultimo dia tutto me stesso. Che Catania vedremo? Che Catania sarà? Questa è una bella domanda, nel senso che mi piace pensare che stiamo riuscendo a trasmettere l'idea di una visione complessiva che guardi a un futuro non limitato nel tempo, ma almeno di 15-20 anni. Ci siamo ripromessi fin dall'inizio che i nostri figli dovessero essere l'obiettivo verso cui mirare l'azione politica. Dobbiamo evitare che se ne vadano, dobbiamo far sì che siano fieri di essere catanesi e di investire sul territorio. C'è un sogno nel cassetto di Trentino? Quello di trasformare la visione di cui ho parlato in concretezza, perché poi amministrare è veramente l'arte del surreale, nel senso che diventa impossibile spostare anche una carta se non arrivano conferme, autorizzazioni o altro. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, poi il calcio con le scelte del Catania. Eccoci al calcio, Toscano e Faggiano, i nomi più in voga per il futuro del Catania. Escono anche presunte cifre e durata dell'accordo proposto al tecnico. La società intanto sta definendo il budget per la prossima stagione. Marco Carli. Direttore, allenatore, struttura, insomma. Il Catania, dopo una stagione sui generis e con gli esperimenti post Laneri, la figura del manager assegnata a Lucarelli e un mercato portato avanti dalla D, tornerà ad una formazione dirigenziale per così dire più standard. Lo farà a breve con l'annuncio di direttore sportivo e allenatore. Per il tecnico si parla da giorni di Mimmo Toscano, che ha portato il Cesena in B e alla vittoria della Supercoppa di C nel triangolare con Juve, Stabia e Mantova. Una stagione trionfale, insomma, che lo ha fatto amare dai tifosi bianconeri, pronti a tributargli applausi, cori e striscioni. Trapelano da fonti romagnole anche cifre durata contrattuale, 3 anni per 130.000 euro a stagione sarebbe l'offerta del Catania, condizionale d'obbligo, alternative, defilate, Pagliuca e Inzaghi. Il Catania al momento sta verificando e pianificando con il presidente Pelligra il budget relativo alla prossima stagione. La prima settimana di giugno dunque potrebbe essere decisiva per arrivare al nuovo assetto. A proposito, le riflessioni riguardano, come si sa da tempo, anche la figura di un eventuale nuovo direttore generale. Per il DS il nome caldo è quello di Daniele Faggiano, grandi avventure per lui a Trapani e Parma, ultimamente prima al Genoa, dove è durato poco ma aveva portato fra gli alti Badel e Scamacca, e Sampdoria. Vicino il tempo delle scelte anche strategiche, come il ritiro. Il Catania parteciperà alla Coppa Italia Maggiore, frutto della vittoria nella Coppa di Serie C, giocando il preliminare in gara unica e fuori casa probabilmente prima di Ferragosto. Il tabellone ancora non è ufficiale, è uscito solo il nuovo regolamento. Importante fare presto comunque, anche per affrontare la situazione dei calciatori sotto contratto, non pochi, considerando anche i rientri dai prestiti. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.